Il Napoli cerca il sostituto di Kvaratskhelia. La cessione del fuoriclasse georgiano al Paris Saint-Germain è quasi conclusa e il club partenopeo ha già iniziato a sondare le alternative per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Prima di continuare, lasciate il vostro like e iscrivetevi al canale per non perdere nessuna notizia dal mercato dei trasferimenti. Secondo Tuttomercatoweb, uno dei nomi monitorati dal Napoli è quello di Dan Doie, ala svizzera che attualmente milita nel Bologna. Il giocatore è riconosciuto per la sua versatilità e la capacità di giocare su entrambe le fasce, caratteristiche che hanno attirato l'attenzione della dirigenza del Napoli. Tuttavia, il Bologna ha già preso una decisione ferma: non si libererà di Ndoye in questa finestra di mercato, nemmeno di fronte a offerte importanti. Con questa smentita, il Napoli sta rivolgendo la sua attenzione a un'altra opzione di cui si parla molto dietro le quinte: Alejandro Garnacho, del Manchester United. Il giovane talento argentino è una richiesta diretta di Antonio Conte, che vede in Garnacho il sostituto adatto di Kvaratskhelia. Il progetto sarebbe quello di utilizzare Garnacho come titolare sulla fascia sinistra, mentre David Neres potrebbe essere spostato a destra, al posto di Matteo Politano. L'operazione per portare Garnacho, però, non sarà semplice. Il Manchester United valuta il giocatore e chiederebbe circa 50 a 60 milioni di euro per liberarlo. Nonostante ciò, il Napoli sembra intenzionato a investire pesantemente sul giovane argentino, utilizzando parte dei 75 milioni di euro che riceverà dalla cessione di Kvaratskhelia al PSG. Nei prossimi giorni, il consiglio di amministrazione del Napoli dovrebbe intensificare i contatti per definire il sostituto ideale della stella georgiana. Sarà Garnacho il nuovo nome che brillerà allo stadio Diego Armando Maradona? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti esclusivi.